Ah, non lo so. Sta arrivando Pietro Alba di San Basilio. Ecco, è partito in questo momento Alessandro Lampres di Senorbì, Stella Ruben. Buona andatura, colpita la gramigna ma non l'ha piazzata, bella discesa. È pronto? Buona l'andatura, vediamo.
lieto da fare anche per mano, buona la natura, bella la difesa. A partire sono Andrea Allocci, Lecca Giuseppe, Enrio Alessandro e Matteo Cappari. Andrea Allocci, cavaliere di San Giovanni su Ergiu, vediamo partito con lo stocco, monta un cavallo di nome Marzio, bella veloce la natura, la volta di Giuseppe Leppa con il numero 5, buona la natura, ottima l'andatura, centrata, Alessandro originale di Sant'Anna, bella in difesa, composta, purtroppo niente da fare per Matteo. I prossimi saranno Sanna Federica, cavalla di nome Pamela, buona l'andatura, un applauso per Federico. Nella volta adesso di Michel a cavallo di nome Moscar, partito, prende andatura. Un applauso per questo giovane cavaliere. Espa che è partito. Eccolo in pista, buona l'andatura. Golden Griff è partito Giovanni Porru, buona l'andatura, composta, vediamo il risultato, bravo la centrata, ma non ha preso Caruga. Adesso la volta di Isella Castora, vediamo, ha saltato il suo turno precedentemente, ecco che prende l'andatura, la volta di Isella Castora. L'andatura, la volta adesso di Marco Magina, giovane cavaliere, adesso la volta di Alessio Bonni, finto, prende velocità, stiamo a vedere, si prepara a scendere Matteo Marconi di Tortolì, Chioni di Tortolì in sella battaglia. Cavaliere proveniente da Tortolì e la seconda Puglia, ecco Paolo Espa e Salvadino. Paolo Espa e Salvadino ha portato Salvadino, non l'ha accettato, non ha conseguito l'obiettivo. Paolo Espa era insieme al cavallo della Castagna. Adesso è la volta di partito Giacomo Pisano di San Basilio, colpita un applauso anche per questo giovane cavaliere Giacomo Pisano insieme alla Forza.
Una volta a un cavallo di nome Flash è partito Antonio Stecchina di Arzara. Un applauso comunque per questi cavalieri. Griff. Buona andatura. Un grande applauso per la volta adesso di Mario Lodo di nome elegante, partito. Un applauso anche per questo cavaliere che viene da Arzara e ci onora della sua presenza. Monta una cavalla di nome Veronique, ecco che viene. Un applauso per il giovane cavaliere. Potete notare che ci sono cavalli è sceso in riva Pietrangelo Boi con la sua mascotte, colpisce il Pietrangelo Boi che si diventava essere la media. In pista partito io in sé la Golden Griff, ecco che in pista. Un applauso anche il saluto. Allora e adesso la volta il turno del numero 26 in pista Roberto Lovina, cavaliere di Siorgo Donigala in sella Morgana. In pista Luca Sanna di Siorgo Donigala della difesa del campionato di Ducato. Luca Sanna montava Livio d'Oro, Luca Sanna viene da Siorgo Donigala. La terza Ammazia, ecco Jessica in pista, prende andatura. Composta, veloce e con uno stile. Sono due che hanno preso a volte. Monta una cavallo di nome Venere. Una cavallo di nome Venere. Alessandro Boi. Eccolo in pista. Eccolo che è partito. Silenzio, osserviamo la discesa. E la volta adesso Marco Espa, Camillo Burbe. C'è un inserimento, parte Simone Melis. Simone Melis, cavaliere di San Basilio, eccolo che arriva. Terza battaglia colpo di San Basilio. Un attimo, non fate partire Marco Espa. Un attimo che sia completamente libera la pista.
perché Simone Meli giustamente ha fatto anche la discesa per consegnare Saluta che ha inflissi onorevolmente. Può partire in basso, ecco che parte Marco Espa, giovane cavaliere. Marco Vespa. Che cosa? E in pista non c'è entrato. Pata, le galline rotte. Qui siamo pronti per le prossime discese. Abbiamo ancora 6 discese. C'è Camillo Cordeggio di San Basilio in sella a Borottalco. Un attimo che vengono riforniti di spade, cavalieri. I prossimi a partire abbiamo detto Camillo Cordeggio Borottalco, Camillo Cordeggio di San Basilio. Una prima eliminazione comunque di fare. Diamo comunque un applauso a tutti i cavalieri della sua presenza. E in sella un cavallo di nome Luna. Poi prima non c'è applauso a Roger Conti di Monserrato. Velocissimo, via. Preso dai cavalieri. Buono livello per la manifestazione, bravi cavalieri. Tutti di Sant'Andrea Fields in sella a Tosca. Toccata ma non colpita. Allora c'è partito Samuele Magia, figlio di Bengala, in sella a Piricocco. Con i gonca. Dovrebbe essere una volta degli ultimi cavalieri. Eccolo in pista Simone Moreto di figlio di Bengala. Siamo al quinto bersaglio della giornata. Dicevo che c'è una giuria cavaliere. Aspettiamo Marco Spesso di Siurgus Dorigala, presidente dell'associazione ippica sempre di Siurgus. Targata DD829 HV disturba per l'eventuale passaggio di mezzi di pronto intervento. Dovrebbe essere un non per zaffina o un non per agile. Allora c'è una prossima discesa. Scende un prossimo cavaliere. Sappiamo che si chiama Marino. Era Marino là. In pista Pietro Carino. Ottima battuta, la terza gallina.
spada. Mi dicono che la spada. Adesso è la volta della terza avanti Suede. Ecco che scende Giunta, prende velocità. L'ultimo cavaliere, vediamo se ci confermano. Ecco la discesa di Ignazio Lecca di San Basilio in sella a Modesta. Un applauso anche per Ignazio. È stato molto fortunato. Adesso, tempo permettendo, aspettiamo anche la possibilità di fare un'altra discesa a tutti quanti, però per spezzare un po' dobbiamo, se possibile, con questo tempo fare un po' di carini. Sicuramente è domani il fatto che sono tutti presenti nella festa e dobbiamo ma sponsor anche dei paesi vicini che non sono e diversi tempi della presenza. Allora i cavalieri si preparano ad un'altra discesa. Volevo approfittare di questi momenti per segnalare la presenza dei cavalieri e delle associazioni della zona che sono presenti in questa manifestazione, dell'associazione ippica di San Basilio San Giovanni Battista. Dobbiamo dire che questa è la quinta manifestazione in tutto l'anno che viene fatta questa manifestazione, i giochi questi che per il sostenere era una cosa molto tradizionale. Dobbiamo anche ricordare l'associazione di San Basilio che oltre a questa prestigiosa manifestazione organizza un giubileo che è molto seguito da tutta la Sardegna, l'associazione di San Basilio è presente sempre nell'italiano alla protezione di Santo Sergio, alla festa di primavera di Miragora. Ma Carletto laggiù forse deve spostare l'acqua che non serve, però le chiediamo cortesemente di spostarla. Non può confiare. No, ti da fare una fotografia. Guarda, la fai dai. La puoi oh, vieni, questa cazzo per prendere che tengo. Fai se da... Fai se da mia che nero. Mia che nero, vai. Aspetta. Ciao Giovanni, cazzo dai no. Aspetta, che Nando. Oh Nando. Partito a Pietrata.
Bello Pietro. È un giovane cavaliere che si impegna molto e 4 anni fa, ancora giovanissimo, ha vinto la Gincana con Spanarica e ha avuto buone classificazioni anche da gara. Tutti capiamo che una discesa è anche una questione a volte di un pizzico di fortuna, però vi saluta per dare l'ordine di partenza a Alessandro Lampis. Dopo Alessandro Lampis c'è Alessandro Cardia, Andrea Allocci, Giuseppe Lecca e Alessandro Enrio. Ricordiamo che nella prima discesa sono state prese 5 è partito Alessandro Lampis di Serbi in sella Ruben. È partito Manuel Cardia con la battuta, sembra e Allocci è già partito. Adesso la volta di Giuseppe Lecca di San Basilio, poi serie 2 Alessandro, originale di Sant'Armeno di Carrari, in sella Gioia, Alessandro Enrio ha preso la sella discesa precedente. Lecca Giuseppe è pronto alla discesa. Di San Basilio, prima discesa, bella discesa, continuato da il Rio, partito. Un applauso comunque che
Allora è la volta adesso di Antonio Magia dovrebbe partire, Antonio Magia di San Basilio in sella a Castoro. Preghiamo i cavalieri che centrano la stella e partito, Antonio Magia. Ecco il servipista, Alessio Nomi e Sera Montesi. Ricordiamo Alessio Nomi della Ciocoli. Finisce il partito, ha preso il bersaglio nella prima discesa, bella composta la discesa. Grazie da parte dell'istituzione. Cerchiamo ancora di vedere Paolo Arba. Ecco in pista è Emino Ronne, merita sicuramente un applauso per questa sua prova. Bravissimo, ricominciata, giovane, di San Basilio, Sella Veronica. Vediamo per il pronto la partenza, Paolo Espa di San Basilio in sella a Castaglia. Il partito da velocità, Renato Cavallo per il destino della Castaglia. Ho scambiato. Grande simile manifestazione. Veramente possiamo dire. Sicuramente un punto di merito la capacità dell'associazione San Giovanni Battista. È partita Daniela Porro, grande tempo per lei, per proprio per cui è stato proprio facciamo un applauso a Daniela che ha quasi chiuso la sera. Monta è partito, monta elegante, bella lavoratura, bella lavoratura, bello lettino.
dovrebbe essere la volta larga di Arena, un applauso sicuramente. Partito sicuramente piacere, vedere giovani, appassionati ma soprattutto impegnati. Dai. Con la sua mascotte. La zona pubblica centrata nella manifestazione. Pietangelo Poi, il simbolo Bengala, in sella a media. Partito. La fortuna di scelta veramente bella, ma purtroppo non ha centrato Savudi. Una volta bellissima l'andatura, Francesco Turro del Sarrasino, Montano Borghi, è pronto a fare la sua discesa in pista. Eccolo. Tu fai primo, no? Sicuramente danno qualità a questa manifestazione, è sicuramente una ricchezza. Monta una cavalla di nome Marzia, Jessica Lucci. Di nome Venere, aspettiamo di vederlo partire. Eccolo, è partito in pista. Eccolo in pista, è partito. Pronto? Pronto? No, lo dicono dopo, adesso non lo dicono. Ma da cane pazienza, che non ti teme devo guardare. No. Lascia perché se ne sa basta, già. In pista, partito, prende velocità, recupera adesso con il 32 di Marco Esca, ecco che è partito, giovane cavaliere di San Basilio. Vediamo. Bella lettura stupida, non è centrato troppo alto della parte della strada. Centrato il bersaglio nel precedimento, vediamo ora. Ricordiamo il Sant'Andrea Fulvio
che ha preso nella precedente discesa. Partito, Samuele Masini, 15 la Tosca è partito e l'unico viene da Sant'Andrea Friuli. Vediamo adesso. È stato sfortunato nella precedente discesa, speriamo questa volta vada un po' meglio. Ricordiamo Marco e il presidente Giulio che hanno da qualche anno avviato una buona collaborazione. Aspettiamo ordine. Guardate che ambientale esterno. Mauro Schivo che ha saltato il turno precedente. Partito Mauro Schivo, che è l'ultimo cavaliere che... Online, cavaliere che si è aggiunto alla zona, non è Ignazio Lecca questo che arriva. Marco Lecca, scende adesso Giorgia e Virgilio, i suoi, insieme a Margot e conquista Giorgia, partita, prende velocità, Giorgia. Ce la fai vecchia? Ah? Tornate qua. Cesa, Ignazio Lecca di San Basile. C'è la Bonetta. Allora, intanto che non ci dovrebbero essere altri cavalieri, arriva un cavaliere Pierpaolo Schivo, hanno cercato il bersaglio, hanno fissato cavalieri che discendono, ricordiamo l'hanno centrato il bersaglio, centrato il bersaglio che hanno fissato a Rubbia,
Nulla di Senorbi, ha giocato per solo alla seconda discesa. Emilio Alessandro di Barrali ha centrato il bersaglio alla prima discesa. Filiberto Isola di San Basilio ha centrato di San Basilio centrato il bersaglio alla seconda discesa. Matteo Marchioni di Tortolì alla prima discesa ha centrato il bersaglio. Pierangelo Boi di Silvio Donegala ha centrato il bersaglio alla seconda discesa. Ha centrato ancora il bersaglio Riccardo Cappai e Simone Moreto di Silvio Donegala. Quindi abbiamo complessivamente 9 bersagli centrati alle due discese. Centrato il bersaglio ha fissato la gallina nelle due discese. Adesso dovrebbe essere in programma una pariglia. Ascoltiamo un po' di musica nel frattempo che i cavalieri fanno la discesa. Fioleca, Pietro Arma, Giorgia Di Virgilio, e tutti siamo una carrera, la discesa carrera, questa modo di correre a cavallo, un'altra carrera, e per essere Maurizio in grado di San Basilio. Sono partiti, anche questa è una carriera. Hello! Roberto Lovina e Camillo Cordeggio non si incontrano ancora, ci fate provare. Il corteggio non è stato delle manovre.
discesa. La discesa Carrera, ben affiancati, due giovanissimi, sicuramente non il buon tempo poco, dobbiamo dire che anche questa quinta edizione della corsa alla stella è stata sicuramente un grande successo per l'associazione. Un'altra parina, sono Ignazio e Pietro, Riccardo Cappari, una pariglia bellissima, l'equilibrio perfetto, grande spettacolo stasera a San Martino. Sicuramente il risultato, tante sappiamo che ci sono tante ore di fatica, di lavoro, di preparazione. Aspettiamo il trio di Siurgus, Luca Sanna, vanno alla partenza. Approfittiamo perché la stazione dei carabinieri che ci hanno assistito in questa manifestazione, all'associazione La Fenice di Mandas che è presente in ambulanza, in meglio per aver seguito, però ringraziamo. Così come ringraziamo l'associazione ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno contribuito per questa manifestazione, un ringraziamento al comune che ha voluto e sostenuto questa manifestazione con cui patrocinato. Un applauso ai cavalieri che stanno passando, hanno dato veramente un grande spettacolo. Paolo sa che al di là del risultato va sempre premiato l'impegno, il coraggio, la tenacia soprattutto di prestarsi e di offrire questo spettacolo. Ci sono, ripeto, giorni e ore, settimane e mesi di preparazione del cavallo e del cavaliere per mezzo minuto di discesa e non sempre la fortuna vi assiste. Aspettiamo adesso probabilmente i cavalieri, è meglio che i cavalieri scendano alla partenza, probabilmente visto che c'è ancora un po' di luce, credo che ci vogliano offrire il coinvolgimento dei cavalieri che ricordiamo sono arrivati da Arzana, Tortorì, San Giovanni Suergiu, Monserrato, Pimentel, Senorbì, Sant'Andrea Frios. Allora ecco, il Presidente ci comunica ancora qualche altra discesa. Guizzella due piedi, bravissimi, cavalli ben affrontati,
ecco un'altra discesa, vediamo se la farina, un'altra discesa. I due di Tortoria insieme a uno di San Basilio, una discesa discese di Pariglie, 4 cavalieri, 3 cavalli, qualche difficoltà nella riuscita. Cavalli, 3 cavalieri, Pietro Ignazio Giorgio in piedi, Cagnolini bravissimi, veramente notevole, bravissimi, stanno riprendendo la cucciatura con prestissimo. Ci riprendono, cavalli portati bravi, bella copertina, il cavaliere di Monferrato, la corsa, giovane di Lorenzo portato. Chiediamo al presidente dell'associazione aspettiamo che la donna nella pista ci sono ancora cavalieri che vengono. Guidare i cavalieri, ancora una carrera, farina. Oh, ragazzo, ma Davide tu sei qua, no, Davide. Giorgia!
Allora, la giuria ha deciso e stiamo procedendo alle premiazioni. Sono stati infilzati per 9 volte, è stato centrato il bersaglio e verranno premiati anche i parigliati. Allora, per quanto riguarda la corsa a Savuga, la giuria, valutando la giuria, allora sentiamo la giuria. Il primo premio per la corsa va allora va ad Alessandro il Riu di Barrali, che sappiamo tutti che è originario di Sant'Andrea Frius.